alla luce della situazione anche che stiamo vivendo a nostro malgrado in questi difficili mesi, servono più borse di studio. E questo non dipende da quanto è stato fatto o si fa finora, serve fare di più. E dalle sue parole, Assessore, io ho colto che questa è anche una considerazione che la Giunta condivide nei limiti delle possibilità. Quindi se la volontà è quella di investire in questa direzione in coordinamento con le scelte ministeriali, io penso che questo emendamento possa essere accolto, perché questo non è un impegno politico banale, quello che giustamente la consigliera Bigon ha provato a inserire, cioè va proprio nella direzione di quello che anche il Presidente Ciambetti ci ha ricordato come essere un'assenza di programmazione. Allora, se ci lamentiamo che c'è stata un'assenza di programmazione in passato e se, come ci consiglia la consigliera Bigon, proviamo a metterla in campo noi la programmazione da adesso, aumentando o costruendo le condizioni per aumentare le borse di studio, io credo che bisogna cogliere questa opportunità. Vogliamo più programmazione, è un'ipotesi che condividiamo. Sappiamo che il tema delle borse di studio per i medici laureati, corsi di formazione per operatori sociosanitari è già oggi e a maggior ragione in futuro sarà strategica. Allora iniziamo a programmare, iniziamo ad assumerci un impegno di questo genere. Poi, Assessore, se c'è un termine che lei ritiene troppo vincolante rispetto ad un altro e che quindi diventa un limite per accogliere l'emendamento, proviamo a verificare se ci sono le condizioni per una riformulazione, però io credo che sia davvero in questo momento un segnale brutto che rischiamo di dare all'esterno se esce che il Consiglio regionale del Veneto boccia un emendamento del genere. Il Consiglio, non la Giunta, faccio proprio un ragionamento, vorrebbe dire davvero essere fuori dalla realtà. Ora, siccome non c'è nessuno in questo Consiglio, penso io, che realmente non si renda conto che serve andare in questa direzione, troviamo la formulazione che ci va bene, ma condividiamo almeno questo tipo di programmazione e che è esattamente l'auspicio che il Presidente Ciambetti ha fatto nel suo intervento. Grazie.